Buongiorno a tutti. Anche oggi parliamo di contrattazione e di welfare e lo facciamo insieme ad un ospite importante che è il responsabile delle risorse umane di Unifarco, il dottor Rampino. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, così per i nostri interlocutori chiedo un po' di presentarsi, di raccontarci la sua esperienza e soprattutto chi è Unifarco. Noi siamo un'azienda che ha il suo stabilimento principale a Santa Giustina, tra Belluno e Feltre. Eh, Facciamo cosmetici, integratori alimentari e dispositivi medici per uso topico, distribuiti sul canale farmacia. Abbiamo circa 6.000 farmacie clienti in Europa, un 70% circa del business in Italia, poi abbiamo, come dire, un mercato piuttosto consolidato in Spagna, in Germania e ultimamente in Francia. Stiamo sviluppando il mercato anche in Francia, oltre alla invece presenza più storica in Austria, in parte anche in Svizzera. Quindi diciamo l'idea dell'azienda nasce attorno a questo concetto dell'unione dei farmacisti che si occupano di salute e benessere attraverso i prodotti che realizziamo e soprattutto attraverso il consiglio. Quindi la nostra missione è un po' quella di diffondere la cultura del benessere attraverso le nostre farmacie partner. È un po' connaturato nel nostro DNA il concetto di fare qualcosa di utile che ha a che fare con il benessere delle persone. E da questo punto di vista, dallo scorso anno ci siamo anche diciamo, registrati con un cambio di statuto come società benefit. Quindi sfruttando quell'istituto che è stato introdotto nell'ordinamento italiano, se non sbaglio, nel 2016, quindi di società che non persegue soltanto il fine di lucro, ma anche una finalità di diciamo utilità sociale a fianco, accanto e in maniera integrata rispetto al fine di lucro. Detto questo, insomma, lo spirito è quello di inserirsi e integrarsi in un territorio come quello della Val Belluna con quest'idea di fare impresa per il benessere, di fare sostenibilità e di promuovere una serie di valori positivi. Quindi da questo punto di vista poi l'aggancio con una filosofia del welfare viene abbastanza naturale. Ecco. Beh, ci porge proprio in là per parlare di un tema caro per noi che è la contrattazione appunto del welfare in azienda e la relazione, gli impatti che l'azienda ha con il territorio, a maggior ragione per il fatto appunto di essere una benefit, tema che conosco molto bene o che ho seguito, per cui molto interessante questo aspetto di Unifarco, insomma. Quindi le chiederei un pochino di raccontarci con che logiche è nato il sistema di welfare, che tipo di welfare proponete e appunto il legame che c'è tra l'azienda e il territorio. Sì, allora, in questa progressiva aggregazione di persone, no, che è nata 40 anni fa, con pochissimi dipendenti, poi di anno in anno si è aggiunta una decina, una ventina di dipendenti nel tempo e siamo arrivati a circa 500 persone. Diciamo che intanto la proprietà dell'azienda ha un legame storico con i propri collaboratori e ha un po' trasmesso questo spirito di attenzione alle persone anche a noi manager che insomma, portiamo avanti in maniera un po' più diretta e quotidiana questa relazione. La rappresentanza sindacale in Unifarco è stata istituita nel 2013. C'è stato un primo contratto integrativo alla fine di quell'anno e già conteneva un elemento di welfare, proprio perché l'idea era quella di come dire, rappresentare anche
nel rapporto, nella cosiddetta partecipazione istituzionale, che a me piace insomma sottolineare questo termine, cioè una relazione diciamo aperta, continua, costruttiva con il sindacato, nel momento in cui appunto si è passati da 20, 50, 100 persone a 200, c'è stata questa, diciamo, questo movimento anche spontaneo da parte dei lavoratori di identificare dei portavoce, diciamo, dei rappresentanti, e quindi si è costituita questa rappresentanza che ha iniziato a dialogare anche in maniera istituzionale e formale con l'affiancamento diciamo, delle figure territoriali del sindacato, ha iniziato a dialogare con la direzione aziendale. In quel contesto, diciamo, proprio perché appunto al di là degli sviluppi più recenti di società benefit, bilancio di sostenibilità e quant'altro, nel DNA, nei valori aziendali c'è questo concetto di attenzione alle persone, è parso naturale introdurre anche nel contratto integrativo, oltre che il premio di risultato che nel nostro settore si chiama, non a caso, tra l'altro nel settore della chimica si chiama premio di partecipazione, proprio perché c'è quel tipo di cultura anche a livello di comparto, però dicevo si è creata questa, diciamo, questa occasione di formalizzare anche uno strumento un intervento di welfare. Il primo intervento in assoluto già presente nel 2013, nel primo contratto, fu l'introduzione di rimborsi al 50% per spese come testi scolastici, asili nido e scuole per l'infanzia, per i figli dei dipendenti. Il secondo contratto nel 2016 ha aggiunto ancora qualcosina, in particolare è stato aggiunto diciamo, l'estensione del 100% della retribuzione in caso di malattia anche oltre i 5 o 6 mesi a seconda dell'anzianità di servizio per le malattie oncologiche, quindi sostanzialmente il malato oncologico viene coperto con il 100% della retribuzione fino a un anno di assenza, anziché fino a 5 o 6 mesi, 4, 5 o 6 mesi a seconda dell'anzianità. E purtroppo ahimè su una popolazione aziendale come di centinaia di persone statisticamente succede che qualcuno sia in quella condizione. Poi in realtà il salto, diciamo, più strutturato che abbiamo fatto, dove abbiamo messo molto a sistema e arricchito, integrato, rinforzato e dato un senso più pieno a tutti gli interventi di welfare, lo abbiamo fatto con il contratto del 27 settembre 2019, in cui abbiamo proprio battezzato un capitolo, una parte, la terza parte del contratto è tutta dedicata a welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro. In questa parte abbiamo sostanzialmente 5 capitoli e quindi abbiamo messo a sistema cose che in parte già facevamo e in parte aggiunte delle nuove. Uno è il concetto un capitolo dedicato all'accesso a part-time temporaneo, con quindi tutta l'attenzione, diciamo, anche a cercare di dare la possibilità a chi ha bisogno per motivi di cura dei figli o anche per altre motivazioni personali del part-time. Un altro capitolo è dedicato alla banca ore solidale tra collaboratori, tra dipendenti, in cui ogni tanto lanciamo la raccolta e questo ci permette di aiutare, quindi con un meccanismo orizzontale di solidarietà, i dipendenti che avessero particolari situazioni di difficoltà per, diciamo, cose che non sono coperte come assenza di altri strumenti e potrebbero portarli in difficoltà economiche. Il terzo capitolo è dedicato alla mensa aziendale, che diciamo è un po' un nostro fiore all'occhiello, nel senso che
è una mensa molto diciamo centrata su principi nutrizionali, dove quello che noi facciamo anche a livello di consiglio di salute con i nostri nutrizionisti, ne abbiamo anche diciamo alcuni che sono proprio dipendenti dall'azienda, oltre ad avere diciamo una rete di relazioni che poi diciamo veicolano anche questo servizio in farmacia, oppure vanno a formare il farmacista sui temi della nutrizione. Tutta questa competenza, questo know-how che abbiamo per il tipo di prodotto o servizio che facciamo alle farmacie, l'abbiamo portata anche dentro. Questo assieme, diciamo, a una valorizzazione dei prodotti locali, quindi cerchiamo il più possibile di portare sulla tavola della mensa Unifarco prodotti di qualità locali. Poi in questo pacchetto welfare c'è anche, ecco, noi ci teniamo a dare servizi, non a scambiare, diciamo, denaro, no? Quindi finora ci siamo tenuti anche abbastanza lontani dalla logica del buono pasto, no, come alternativa, eccetera. Cioè, storicamente la mensa aziendale è una conquista, no? È un servizio qualificante e quindi su quello ci focalizziamo. Poi chi magari per alcune ragioni, come ad esempio la grande vicinanza a casa, eccetera, non fruisce della mensa, beneficia di una cosa che non è economicamente comparabile alla mensa, cioè è su un'altra scala, però di un piccolo trattamento sostitutivo che può, annuale, che può spendere in servizi welfare. Poi diciamo l'ulteriore capitolo del contratto, adesso sono diciamo a circa 2/3 del racconto di cosa c'è nel contratto in vigore, che stiamo tra l'altro anche esaminando per il rinnovo. C'è il pacchetto economico welfare che comprende il rimborso dei testi scolastici di cui parlavo prima, quello storico, che abbiamo portato a 1.000 euro di valore pro capite a dipendente, quindi ciascun dipendente che ha spese di questo tipo, testi scolastici, letti asili nido, scuole infanzia e centri estivi, può usufruire di questo, cioè spende 2.000, riceve 1.000 come extra anche rispetto al premio eventualmente convertito in welfare. Poi ci sono una serie di azioni collaterali che attraverso il dialogo con il sindacato cerchiamo di portare avanti. Ad esempio nel periodo Covid, vista la difficoltà di gestione dei bambini, dei figli, abbiamo messo in piedi, diciamo anche confrontandoci in maniera non negoziale, ma insomma questo secondo me è un valore importante, cioè non solo trovarsi con il sindacato per negoziare, ma trovarsi per confrontarsi, capire, approfondire e poi c'è il momento anche della negoziazione. Ma insomma, diciamo che lì nel caso del centro estivo abbiamo, nel periodo Covid, nel 2020 e nel 2021 abbiamo fatto una gestione diretta di centro estivo perché era un periodo, soprattutto nel 20, molto, molto complicato in cui c'era veramente pochissima offerta e quindi abbiamo finanziato noi, organizzato noi un centro estivo qui vicino all'azienda che ha avuto un ottimo successo, un ottimo riscontro, con un prezzo naturalmente agevolato, con uno sforzo organizzativo ed economico che era, diciamo, visto il periodo superiore a quello che normalmente è un'organizzazione, un centro estivo, e quindi abbiamo anche completato, cioè abbiamo anche degli interventi ad hoc che a seconda delle circostanze possono integrare le linee di welfare aziendale. Poi ci sono le convenzioni per aumentare il potere d'acquisto, quindi andiamo a selezionare insomma, su base locale soprattutto eventuali offerte di vari tipi di servizi, dal supermercato al gommista, al centro, al fisioterapista, eccetera, dove andiamo a fare, come dire, una verifica che sia effettivamente
un vantaggio specifico per i dipendenti e non sia un normale sconto di mercato fatto a tutti, e lì diciamo in cambio l'opportunità viene veicolata, comunicata all'interno, quindi è anche un'opportunità, diciamo, da un certo punto di vista commerciale per l'esercente, diciamo, per chi offre il servizio. Certo. Poi abbiamo un intervento di sostegno al reddito mediante previdenza integrativa, cioè nelle politiche diciamo retributive che si sono susseguite negli anni, abbiamo inserito anche questo aspetto, cioè partendo dal presupposto che i minimi contrattuali del comparto chimico sono minimi, insomma, tra i più alti dell'industria, se non i più alti, e comunque sono stipendi già come stipendio base piuttosto interessanti, però diciamo abbiamo un po' cercato di portare su un po' più su le persone dal punto di vista del reddito, le persone che non avevano, diciamo, altre voci oltre ai minimi per le categorie più tipiche, diciamo, di inquadramento operaio, e abbiamo quindi in questo senso inserito questo sostegno al reddito mediante previdenza integrativa, cioè dopo 2 anni, se si è ancora, diciamo, al minimo della categoria, posto che esiste comunque una progressione, no? Perché l'operaio generico appena assunto entra in una certa categoria, dopo 1 anno, se appunto dimostra di aver appreso il lavoro, passa in un'altra categoria, se poi completa questo percorso ha un ulteriore salto, ma insomma oltre a questo c'è anche il concetto di questi 1.000 euro all'anno dati a chi non ha voci, diciamo, di super minimo oltre al minimo aziendale e nazionale. Ultimissima cosa, la Fondazione Unifarco. La Fondazione Unifarco diciamo che è nasce con è una fondazione di proprietà di Unifarco SPA, di emanazione di Unifarco SPA, dove tra l'altro, cosa interessante, viene designato nel consiglio di amministrazione un rappresentante, un componente della rappresentanza sindacale unitaria, quindi è come dire, uno strumento concreto di partecipazione piuttosto forte. La fondazione quindi fa interventi di tipo sociale e culturale sul territorio, e tra questi interventi ci possono essere anche dei casi particolari di aiuto economico a dipendenti in gravi difficoltà. È molto importante fare un po' di ordine attorno al concetto di welfare. Questo spero di non andare fuori tema, ma è un po' No, va una mia bene. opinione, una mia riflessione. Cioè, io vedo due estremi, cioè da una parte c'è il welfare come strumento economico di retention fiscalmente vantaggioso, alternativo a retribuzione, no? All'altro estremo c'è un welfare molto valoriale, che è molto legato alle persone, ai loro bisogni specifici dentro il contesto aziendale, dentro il contesto territoriale. L'importante è che, come dire, si distingue, si abbia chiaro sia dal punto di vista delle direzioni aziendali, sia dal punto di vista dico in generale, degli attori sociali, che esistono queste due dimensioni un po' diverse. Uno è appunto una leva sostanzialmente retributiva e fiscalmente diciamo vantaggiosa, e un altro è un qualcosa che si integra con questo, ma che come dire,
trascende un po' in una dimensione più valoriale e più di contesto organizzativo aziendale. Cioè tutto sommato, ecco, in questa seconda, poi effettivamente gli strumenti quali sono? È il contratto, no? Il welfare contrattuale, uno ha una serie di interventi, una serie di strumenti, va benissimo. Poi se uno lo pensa in maniera più ampia, avere una relazione con le persone e con chi le rappresenta, che cerchi di tenere insieme bisogni, interessi e trovare delle soluzioni che siano vincenti per tutti, per far crescere l'azienda, per far crescere le persone, dal punto di vista economico, sociale, culturale. È un po' questa l'essenza, il bello anche del nostro lavoro, e probabilmente anche per molti imprenditori è un po' quello che forse li ha mossi all'inizio, al di là di quello che è la prospettiva di guadagnare, come dire, è intrinseca nel fatto di fare impresa, no? Certo. Quindi insomma, secondo me l'importante è tenere distinte queste cose e riflettere e lavorare sull'aspetto più valoriale del welfare. Faccio un altro piccolo esempio. Durante il Covid c'è stato il problema drammatico della DAD. Allora Certo. lì abbiamo fatto eh, un accordo sindacale piuttosto, diciamo, veloce, integrativo, dove abbiamo riconosciuto fino a 250 euro di rimborso, fino al 50%, per l'acquisto di un computer per i figli dei dipendenti che non ce l'avevano e che avevano bisogno di far DAD. Allora, questo è un piccolo esempio di tenere alta una sensibilità e un'attenzione che risponde a un bisogno reale, cioè essere un po' sintonizzati su alcuni bisogni reali. Perché lo faccio? Intanto, cioè, perché, come dire, nasce questa cosa? Perché c'è un dialogo continuo anche con le persone, con chi le rappresenta, quindi perché c'è la possibilità economica di farlo e questa è la condizione necessaria, per cui anche qui con il loro lavoro le persone contribuiscono alla crescita dell'azienda, poi ricevono anche un qualcosa in più nel momento in cui l'azienda è messa nelle condizioni, anche grazie al loro lavoro, di produrre reddito e ricchezza. Certo. Poi alla fine le aziende che fanno più welfare sono anche quelle che se lo possono permettere, però l'importante è avere presente il circolo virtuoso del me lo posso permettere anche perché grazie al lavoro delle persone, all'etica che ci mettono nel lavoro, alla collaborazione, alla flessibilità quando serve e quindi questo circolo virtuoso è giusto che vada chiuso, vada realizzato. Bene, io la ringrazio, è stata una chiacchierata davvero, davvero interessante, per cui direi che rimandiamo ad un prossimo appuntamento fisico.